Ci sono voluti 3 anni per riconsegnare ai cittadini il ponte Petrusa di Agrigento, un ponte lungo appena 120 metri. Abbiamo voluto ricordarlo perché è di questi giorni il comunicato dell'ANAS che interessa un altro ponte poco più lungo del Petrusa, ma degradato e percorribile a senso alternato da diversi anni. Parliamo del viadotto Milena sulla statale 189 della Valle del Platani, la Agrigento-Palermo, per il quale è stato pubblicato il bando di gara. È prevista una spesa di 3 milioni e 600 mila euro. Il bando scade il 27 gennaio. C'è da dire che, a differenza del Petrusa, abbattuto con le note difficoltà di collegamento per gli agrigentini, il viadotto Milena sarà costruito a fianco di quello esistente che si potrà percorrere nelle condizioni attuali con la presenza di un semaforo. Questa volta, meno male, è il caso di dire, si è cercato di non interrompere la viabilità in un punto assai trafficato della statale 189. La chiusura del viadotto avrebbe comportato ulteriori e pesanti disagi su una strada, la Palermo-Agrigento, che non si sa ancora quando potrà essere completata.